Cos'è l'affidamento condiviso del minore? In caso di crisi familiare, il giudice dispone di regola l'affidamento condiviso del minore per garantire, per quanto possibile, il diritto del minore alla bigenitorialità, ossia a crescere in maniera equilibrata e continuativa con entrambi i genitori. L'affidamento esclusivo a un genitore è invece l'eccezione, tanto è vero che il giudice può disporlo solo laddove ritenga che l'affidamento condiviso a entrambi i genitori sia concretamente contrario all'interesse del minore. Evidentemente, nelle ipotesi di affidamento condiviso, le modalità di visita andranno regolate, tenendo conto dell'interesse superiore del minore a una crescita regolare ed equilibrata con entrambi i genitori. Ciò premesso, il giudice non è tenuto a regolare in maniera assolutamente paritaria le modalità di visita di entrambi i genitori, quando ciò pregiudichi le esigenze di stabilità del minore. Questi principi sono costantemente richiamati dalla Corte di Cassazione, con 2 pronunce anche nel 2019, e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nelle proprie decisioni, focalizza l'attenzione sull'obbligo dei giudici nazionali di giustificare le ingerenze nel diritto al rispetto della vita familiare del minore e dei genitori. Per maggiori approfondimenti sul tema, rinviamo ad un articolo sul nostro blog che indichiamo nella descrizione del video.